3 furti nel giro di pochi mesi, a sparire le coroncine nelle statue delle chiese. Forse colpi su commissione. Certo è che nella giornata di ieri qualcuno è entrato nel santuario della Beata Vergine delle Grazie a Bonisiolo ed ha portato via la riproduzione delle coroncine che si trovavano nella statua della Madonna e sul Bambin Gesù. Immediata la denuncia ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini, scioccati i residenti che definiscono questo furto un atto vile. Io penso che sia stato un gesto molto molto basso, di bassissimo livello, soprattutto per l'importanza che ha per Bonisiolo questo santuario qui. Non possiamo purtroppo entrare in testa della gente, bisogna educare i nostri bambini in modo come si educava una volta, bisogna spiegare le cose giuste, ma purtroppo non è più così. Fra l'altro questo è il terzo furto del genere in pochi mesi. A novembre scorso i ladri sono entrati nella chiesa a Paderno di Ponzano ed hanno portato via la corona d'argento dalla statua della Vergine. Solo un mese dopo, ai primi di dicembre, stesso colpo. Questa volta nel mirino dei ladri finisce la chiesa di Cornuda. Anche in questo caso ad essere portata via è stata la corona dorata della Madonna. Non dovrebbero avere un grande valore economico, ma sicuramente inestimabile il valore per i fedeli. Non solo il parroco, ma i cittadini stessi chiedono a chi ha compiuto questi furti sacrileghi di riportare al più presto il maltolto.